un momentaccio per bar e ristoranti, ma semmai comune mezzo gaudio ad essere colpiti dalla crisi sembrano essere un po' tutti quelli del Veneto. 360 i bar chiusi e 345 ristoranti in totale, la conta finale della FIPE Confcommercio. A tenere botta l'unica sembra essere Padova, che ha registrato 12 nuove aperture, complici forse la forte presenza degli studenti universitari e la movida studentesca che ne segue fra un esame e l'altro. Ma per il momento il dato che emerge è sconcertante. In tutta Italia da gennaio a settembre hanno chiuso 6.219 imprese, una ecatombe regionale dunque, ma che a Venezia ha toccato numeri catastrofici, una mortalità di 164 bar e 139 ristoranti nel solo 2012. Offerta turistica o meno, insomma, la crisi continua a mietere vittime, che si guardi la meta alpina o marittima. Ma allora che fare? Per la FIPE urge una riforma della normativa sul lavoro con la riduzione dei costi fissi. FIPE che, c'è da dire, ha anche abbandonato il tavolo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale per una maggiore flessibilità. La crisi sarà sempre più nera a quanto pare e puntare sul comparto turistico, che siano le Alpi o le città d'arte, pare essere l'unica ancora di salvezza capace di attrarre clientela e aziende disposte ad investire, ma al momento il comparto resta nettamente in difficoltà.